che nel corso dei suoi 30 anni di storia si è esibito in occasione di diverse rassegne, concorsi e concerti in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale. Ha anche partecipato come coro laboratorio a numerosi corsi di direzione corale. Tra le esperienze più significative si citano il concerto di musica sacra nella Basilica di Aquileia nel 2003 e nella Basilica di San Pietro a Roma nel 2004. Nel 2006 ha vinto il secondo premio al concorso nazionale di Vittorio Veneto. Nel marzo 2015 invece la formazione ha partecipato assieme ad altri cori della provincia all'inaugurazione del Pot Miru, Sentiero della Pace, un concerto tenuto nella piazza della Transalpina di Gorizia per celebrare il centenario della Grande Guerra con la partecipazione di Antonella Ruggero. Sempre nello stesso anno il coro si è aggiudicato la fascia di eccellenza e il premio per la migliore interpretazione di un brano nella sua categoria alla 15ª edizione del concorso Coro Vivo. Ha inoltre recentemente conseguito il primo premio e il premio al miglior direttore, Gianna Visintin, al concorso corale Città di Riccione. E questo pomeriggio sarà proprio Gianna Visintin a dirigere il coro, perché Piera Quargnal purtroppo è vittima di una piccola indisposizione. Quindi avremo la maestra Visintin. Saranno accompagnati al flauto da Noela Ontani e al pianoforte da Rossella Fraccaros. Ci faranno ascoltare di Liuzzi Il fuoco, di Gilpin Whisper e infine di Martin Count to the Music.